L'obiettivo è far vedere delle opere mie che sono nate nel 1990, dal 1990 al 93-94, e sono chiamate elaboratori. Elaboratori perché mi sono ispirato alle famose pianole con la manovella che suonavano, che avevano il rullo interno e che avevano tutti quei dentini, sì, questi rulli, e là mi sono ispirato a questa. Allora non c'era la cosa del computer, cioè c'era il computer ma non così grande come oggi. Oggi è diventata una cosa attuale, come opera di cose. Non dimentichiamoci che gli elaboratori poi li ho portati avanti nel 2000, nel 2008, addirittura nel 2024, vedrete, non so se avete fatto il giro, ci sono delle sfere in marmo e delle cose che praticamente ritornano al discorso del laboratorio. Il laboratorio è per me cioè è il computer, è l'avanzare del modo di ragionare, di pensare, e io, siccome che ne ho solo 89 anni, perciò sono portato a pensare avanti. Dico una cosa che mi dicono non dirla mai, perché allora io non è che mi metto e là ci penso cosa devo fare, io mi siedo e è la mano che incomincia a lavorare, incomincia a girare, perché vengono fuori dal cuore e là con la musica mi vengono fuori questi segni, questi soggetti che a un certo punto dicono: ma come mai che ti vengono fuori? Non lo so. Questa mostra è perfetta per iniziare a esplorare il percorso del maestro Potenza, perché parte da probabilmente la più emblematica delle serie, gli elaboratori realizzate nei primissimi anni 90 dal maestro Potenza sulla scia, diciamo, delle trasformazioni portate dall'era digitale, insomma, le conseguenze che tuttora viviamo. Rappresentano un momento in cui il maestro, come dire, raggiunge una maturità artistica, e quindi sono opere che rappresentano il percorso fatto fino agli anni 90 dall'artista e che, viste oggi, segnano anche, come dire, il percorso successivo, e che quindi, vedendo oggi le opere realizzate dagli anni 90 a oggi in differenti materiali, bronzo, marmo, che vediamo in mostra, si vede proprio che quella ricerca iniziata agli elaboratori viene declinata in nuove forme e linguaggi espressivi. La mission della Fondazione Potenza Tamini è sicuramente quella di preservare e promuovere l'arte del maestro Gianmaria Potenza, a cui si aggiunge l'impegno a valorizzare e quindi promuovere anche il lavoro di giovani creativi che in qualche modo nel loro percorso, e parliamo quindi di percorsi anche interdisciplinari, non necessariamente quindi arti plastiche, incrociano istanze tematiche affini a quelle del maestro Potenza.